Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti, un altro attopio con cosas bellas e oggi siamo proprio in su coro del Suggerrei, in Armungia, una bidicedda di 600 persone, ma sa testimonia della civiltà di nuragica, si gatta proprio a interessa bidda in questo nuragi che bene studiato, che torna a su secolo XV e XIV prima di Gesù Cristo. E questa bidda ne saperirà è tutto in un museo di Fundio che studia e conta da sa cultura e sa storia di Amurgia e tutto. E dunque ci funti locus di interesse antropologico, con su museo etnografico e sa domu de Sainas, onde s'agattano prude 600 beni e fainas de sa cultura materiali, de messaius, de pastori, de roto suggerrei. E poi c'è un'altra cosa, sa bottega del su Ferreri con tutte le attrezzature che servivano in santo si potrà ballare su ferro, ma una cosa di importumano è che noi in Armungia che sa domu a un denascio su 4 de Natali del su 1890, questo che è su scrittori manno, su politico, su militari, su parlamentari, che ha fondato su partito sardo e dunque che si è morto in Roma su 5 de marzo del su 1975. Se questionando di questo personaggio umano, Emilio Lussu, e usandai in Saddomu a un denascio proprio Emilio Lussu. Ma prima di arrivare in Gunisi, a cercare di conoscere meglio questo domo des Fainas che si agattano a noi in Armungia, c'è Alberto Gaboi che si accompagna e dunque si impara a isso e si conosce meglio tutte queste cose belle di Armungia. Venite con me. Essa domo dei Sainas via prima una domo comunale, poi una scuola elementare. E sta ici, Alberto? E sta ici. Sul museo è stato fatto nei primi anni 80 e poi tu vai a scegliere soffizio eccio di Saida. In noi ci viene soffizio, ma ci viene tesi scuola pure. Poi 100 anni i spipiedos di Saida Emilio Usumuro hanno studiato in noi, in questa scuola. A tutta adesso un ragi. Questa cosa bella del sonuraggio, è proprio questa, devo cominciare la trasmissione tutto contenti che la storia antica di Armungia c'è stata una testimonia bella, proprio noi, sonuraggio, che si conta dai commenti questo luogo ci bivianta da meda e meda tempo, è stata una cosa di spanto sul fatto che sia proprio a intre sabida e ci funti poco logo, sai, c'è un di sonuraggio proprio in mese sabida. È uno dei spagonoraggi che si fonti poderosa dentro de Saida. No, Saida poi se cresce già dai tempi antichi, a zutta de sonuraggi, soffizio pure fu di stetio fatto a zutta de sonuraggi, poi sta questa via da sa parte più centrale de Saida. Dunque, Alberto, questa è un'aura via sul luogo di importo umano, con Sabida, con studiare, sa domo comunale e tutto canto. E sul 1980 hanno cominciato a studiare, a bogare a pillo tutte queste cose belle, che si contano sul traballo della gente, ma dei messaius, dei pastori, come è articolato? Si contano tutti i traballi antichi, ne cominciare dai traballi delle femmine, su dei singio, sulla produzione del suo mai di stocco, sul traballo dei pastori, dei scravoagios, invece si arriva al traballo dei messaggi. E questa visita comincia da noi, in Susato, hanno avuto le cose dei messaggi, comincia in noi e tesa gattao. In noi uso i femmine che hanno fatto questo traballo di ricerca, ma i domus dei hanno cominciato a piegare, a gattare arado, furriadori, coarras, tutto il che imperanta il messaggio si può trabalhare in campo. E dunque, e questa è la prima aposento che si può rivisitare. E dunque, come te, noi c'è una cooperativa, ci sei come funziona? Noi siamo una gestione di una cooperativa.
e occupato di fare tutto, di arricchire visitatori, di organizzare altre attività. Dunque, se posato a mostrare tutte le cose che ci punti noi a entrare sul museo, ma accompagnare fin a Sunuragi. Accompagnare i visitatori che arrivano a visitare Sunuragi, a fare giri a intro della parte più antica della Ida, a Domo dei Ferreri. A Domo dei Ferreri, ma poi tenete un altro museo che è dedicato tutto a Emilio Lussu, Aici, e poi c'è Saddomo dove nasce Emilio Lussu. Saddomo, accanto nasce Emilio Lussu, si è poderata in suo tempo abitata della famiglia. Joyce, la proprietà di Emilio Lussu, si è morta nel 1998, quindi il Savuro a Sighio, a Cienni, Meda, Tommaso, uno dei nipoti di Emilio Lussu, ha deciso poi di avvarrà in vita per Bivi. E quindi è un domo che a Sighio è abitata. Sul museo è stato fatto a intro del domo del suo segretario comunale. Ed è questo, ne usa che sto nel dopo, e poi mi piace a fare tu queste cose, poi sfaina, del susato e tutto canto, sul traballo dei Massai, su ita usaian, ta inzandu, ita periodo Zeus, no? Vince sul 1950, sì. Sul traballo del Susarto, l'agricoltura si è poderata. Aici in questa maniera tradizionale. Sì, ancora in questi anni imperanta questo tipo di arado, ci viene a gioca, accanto portanta Sodrigo, a posto della messadura, possa tre o possa vento, e quindi si chianta a traballare Susarto e a coltivare commenti si vai ante ora. Dunque, se questo luogo bello è a Prosprano, noi siamo in suo primo piano. E dunque c'è un altro aposento che si conta da ainda de trabalho, di artigiania. Dunque, ma compagno sapere, certo, e cominciamo a imparare a conoscere meglio su tutto questa domo e queste cose. E noi, Alberto, è come entrando in una domo antica, potete sapere tutte le cose che si hanno in apposento su del domo, cioè macchina per fare su caffè, potrà ballare, insomma, vestiti, insomma, una bella cosa. Noi, abbiamo vindicato e i visitatori si possono intibire tutto si imperanta, nei domus, ma non scetti. Nei domus si comincia naturalmente dei sparestaggi, sulla cuppa, sulla lavamano, ma come ti via stare di due, torroello, su macchine da caffè, pattisi de costume antico, maricas, quaderni su dei spipieri, peraltro sul periodo del fascismo. In sa scuola che stiamo a noi, sul banco delle scuole. Infatti tenete sul banco delle scuole, noi, una macchina così, sa cadira dei bravieri. E poi si trovati tutto i dichi imperanta bravieri, su sabatteri. Infatti punti tutto le cose di artigiania, di braveria, di sabatteri e tutto canto. Io ho fatto una bella regotta. Bello. E noi, e scarireddas, vince scarireddas antica, e cosa deve essere? Sacadire de feura, che è in meda particolare, insomma, sgabelletto su imperanta. Bella questa macchina così e teste, puff, non è singere, conosciamo. Sa singere questa pure, mancare sa canto femmina, sa cante così, su vestiti, costumi, o isso, e poi... Funti tutto a regodo e testimonianza su traballo de sa gente de sa idea nostra. Dunque, però, questo è scelto sul secondo apposento di questa domo manna manna, questa domo de sa e poi andiamo a sapere e c'è in questo brano. Sa apposento accanto a raccontare sul traballo dei pastori e dei scravonaggi, del suo territorio. Andiamo dei pastori e dei scravonaggi, andiamo. E dunque se noi, Alberto, ci punti tutto, intanto raffigurato tutto il logos del suo territorio, di Armungia e tutto, ma tutto Isaina, usaian, inzandus e i pastori. Poi per noi ci piace la storia con Brevesi e Cravasa, di una volta sacra di Sabida e Cesti. In suo territorio nostro si accattano Bravesi e Cravasa, quindi Cravagius e Brevegagius. In questo apposento Nareus è raccontata la storia del suo territorio, quindi la storia del suo traballo, dei Cravagius e dei Brevegagius, ma non scetti. La storia del suo territorio e finché le storie del Rio Manno, sì. Flumendosa. La passa da proprio un mese a Sabida.
Sapete, sul territorio. In suo territorio. Ai gustavati de Serriu, Saida, e in tempos antigos, a foras de Saida, istancas, chiaranta, a s'attravati de Serriu, sa foresta, e quindi in cui s'agattanta ancora i scravagios, ma de ora un'altra attività di meda importante, un altro traballo meda manno, fu il traballo dei scravoagios. Se canta sa inna e faianta su gravoni in luogo de foresta, e noi in questo aposento è raccontata tutta questa storia delle attività e dell'economia del suo territorio volo. A proposito, in tutto questo luogo, in Montesi, mi pare che se metti scanto fotografie e tutto canto, mi pare che ragia da pure andare a cassa, ai Sarmungesi, sai? Saida nostra è una ida dei cassatori. Dei cassatori, no? Sa cassa è raccontata di Emilio Lusso e Totto, mi pare. In 1939 ha scritto Il cinghiale del diavolo. Sì. Una storia dei cassatori in Mannus di Ida. Sa cassa su Srivoni è meda importanti. In tempo de oggi pure possa da nostra, ma de ora naranta i grandi cazzatori si diventa considerato, no? I sommi più mannus de Saida. Certo, iniziando su via di Aici. Dunque, e poi Naira e Obiu, come organizzare questo aposento che è bello, un scanto fotografie, ma più di tutto è contato tutto sul territorio di Armungia e commenti via distribuito con pastori, gravaggio e tutto quanto. E preparai andare su caso, un santo, ci un caseificio in noi. No, i scravaggio e i brevegaggi vanno andare su caso. Ognuno Sa barracca, in su coi via da sul luogo accanto, non c'è si vorria da croccare, ma si via pure via da un luogo di traballo, fai andare su caso dentro de barracca. E tutta questa storia è raccontata con descrizioni, ma vince con testimonianze. Questo traballo che ha portato a fare questo museo, sono state applicate le testimonianze di meta cravaggio, brevegaggio, e quindi è un racconto dei vighi traballanti che si occupano di è un anno che noi cominciamo negli anni 80, adesso 900, però a pago si è sempre aumentato le cose, e preparato e formato questo museo, vinse a gattare come da Gattausoi, che prende più di 600 cose, mi pare. Sì, e ho pensato meda soggetti. Tutte queste fotografie sono state postate in su 2000. Quando è stata fatta la seconda inaugurazione di questo museo, e quindi è stato cresciuto, è un museo, ma in moi pure c'è caso di pinnicare ancora fotografie antiche. Ma non si acaba mai, non acaba mai. Dunque, è un anno, sul primo brano ci conti questo apposento, ti sei visitato un pari, e poi calausa bascio. E te lo sagattai. E questo apposento accanto è raccontato sul traballo dei femmine, e l'ultimo questo apposento dedicato ai costumi, ai vestiti antichi. Esatto, cominciamo a calare, andiamo un pari Alberto. Alberto, noi sul mondo dei femmine, onde trabalhando le femmine, ma prima ancora questo luogo, in questa sicuramente a Susu ci fiera come te un domo comunale, si scuola, e noi studiamo proprio su Drigo. Sì, soffizio via da metà cose, si imparava tante cose e noi studiamo su Drigo. Dunque, contami di questo traballo, noi proprio traballanta salana, tutte le cose di Sadomo, dunque, si preparare burras, costumus e tutto quanto. Il traballo dei femmine sono raccontati, narrati da ben in questo apposento. Quando è stato fatto sul museo si è deciso proprio di dedicare un apposento, un treo al traballo dei femmine, finché si può ricordare l'importanza del suo traballo dei femmine. E quindi noi è raccontato tutto su traballo del suo Singio, sul traballo del e le tradizioni degli estesi noi, tappetto, su arazzo, in Sardegna de ora faianta su prusu faianta burras, no. Panno de io, i streagius revianta per fare cose che si imperanta. Infatti si imperanta in domo,
Infatti, fianta bendias fuori de saida puru. Vittorio Angius scrive sul 1833 de questo traballo de questa femmina de ida che fianta de si chiama adesso fianta meda bravas a fare del singio e ci ha reso tanta vendi infatti si chi fa anta fuori de saida nostra puru. Dunque sa variata, isfaina sa vo domo, poi su settotto, con sa famiglia, ma poi s'economia è tutto, dunque sa beniata. Sì, ci da fai anta apendi torrosannai fuori dei lavoro infatti si che fai anta su e noi esistu già praticamente tutto, su che punti se attrezzatura, se fai, se può fare, potrà ballare in domo, adesso telaio e tutte le cose che serviano. Ma e poi si appiccavo pure questo squadro su chi contano tutto questo traballo che si varia danzando, con fotografia. Questo traballo come ti realizzato? Quando ti hai fatto? Ma noi funti stetti a fatta a me da fotografia in occasioni in noi si questiona del suo traballo del salà e del suo lino, quindi quando stato un dimenta e noi sono andato su tundi drojo posso tundi drojo io hanno fatto ponai fiantandauso di che hanno fatto sul museo poi documentai su tundi drojo su proprio posso traballo del suo treaggio e noi raccontato tutto su traballo de Giovanna Serri. Giovanna Serri è stata una delle ultime grandi femmine che traballanta con suo treaggio e tornare come ti viene di prima le testimonianze che si sono state a me importanti che ci si può raccontare. Invece se sta traposento che era da quest'altro luogo noi in sovrano bascio ci punti tutto su stregio e veno altre cose state domo traballare su banco questa è sa patti del suvai vistocco che su vai su nostro su blues importante su vai che si va in sestati io raccontavo vince su traballo dessa affittatura su traballo con sa mazza del suvai può fare dei ladas suvai che si imparata può fare su vistocco una moa che peranta può molli su drigo e poi giarras c'è un vago di tutto questo tipo di vai scoccoi su vai vistocco ladas su cifraggio tutto questo tipo di vai che si va a panta in diversi periodi dell'anno si erro su periodo del suo cifraggio su vanni poi festa poi scoglia tutto questo tipo di vai bene dunque non si acaba da noi, mi pare che c'è un altro apposento, a un di poter gattai a proposito di Vittorio Angius, che ha contato me das cosas de Sainas de questa vita, da contato des costumus puro. E dunque, questo altro apposento c'è usa gattai. I costumus antichi. I costumus antichi. Del 800. Beh, andiamo a sapere, bene com'è. Beh, noi c'è tutto sul mondo delle tradizioni, dunque i costumi, come ti vestiano in noi in Armungia, già in 800, come ti narraia Vittorio Angius, che ha lasciato scritto come ti viene a vestire sintetizzando. È una delle cose belle che a me mi piace a Ponni a Pillo è che c'è questo gruppo di folclori in noi in Armungia che ha tornato a bogaia fuori su costume, si rende proprio gusto che si è fatto costruire con Sistra e numero e tutto canto. E dunque da questo mondo le tradizioni si sta continuando a vivere grazie a questa gente di Armungia. Sì, questa ricerca che ho fatto noi come museo è stata a me di importanza. Sì che Sistra de numero, una ricerca durata 2 anni, dal 2006 al 2008, è stata a me di importante, sia per tornare a bogare, insomma, i costumi nostri, delle feste, dell'ultimo periodo, degli ultimi 20 anni del 800, che sai da nostra risulta essere l'ultimo periodo nareusa accanto sui costumi viene temperati, sia delle femmine che degli uomini. Questo lavoro di ricerca portato, questo lavoro può fare presente sul museo, ma vince ad ispirato e ad aiutare me sul gruppo Volk di Armungia, poi antesighio, questo lavoro può fare. E dunque è bello questo che tenere questa parte musealizzata, dunque se vieni olli di beni di noi e vedi come intesa, modalità del vestire del 800, dell'800 di noi in Armungia, ma è bello poi con il suo gruppo, tenti su proprio modello, tanti replicavo e dunque se ne festa, se ne professioni, se tutto canto,
quando anda sul gruppo di Armungia, Si può intipire andrà pure. a rappresentare Presentare, sai, da questa nostra moda dei vestiti di Santos. Dunque, con questo apposento, mi pare che potevo serrà in noi, sa visita in questa parte, poi è un che Armungia è sicuramente una bida museo, poi ci puntato un logo che andai a conoscere, sta domo di Suverreri. Da noi feuso una passillata a intro dessa parte più antica de Saida, arribausa sa domo de Suverreri, poi può conoscere il suo traballo su. Beh, insomma, andavo su. E dunque questa è stata Domo de Suverreri, un altro museo di Armungia, no Alberto? Sì, Saume Suverreri è una domicella, inizio del 900 diventa trasformata, poi va in bottega. E quindi a intro dei ambienti di Saume Ueccia, diventa croncodato sa vodi, sa macchina per ferrai e comincia a lavorare su Ferreri. Nareso per metà tempo sono stati a sa bottega, sa cosa importante del Saida, poi uno scettici di via. su traballi su Ferreri poi fu di meta importante. Noi si lavora su Verro, si verranta ai boisi e quindi su Ferreri da tutto i spazi organizzati alle nostre spalle sa vodi con sincodina, su banco. E poi c'è un'altra posente, Dunguni. In cui a Miasa dove da un magazzino in cui vendicata su Grapoi, che imperata potrà parlare su Verro, e gli strumenti su imperati potrà parlare pure. In questa prazzicetta su trappano a muro, può stampare su Verro, e sperda sa può cozzare, per dare l'aria, per dare il rio. E su broccio che tempo antico su accanto vendicanta su i animali del saumo. Fino a stare un perao vai po ne sa macchina per ferrare i voisi. Mentre scuardo su meta per un masetto su sferrante e non sa prazzicetta, insomma non c'è da bisogno di questa macchina per ferrare. Dunque c'è un altro dei logos del museo su dei noi di Armungia, ma e poi andai a un di Savettara, questo minimanno che si è serriata Emilio Lussu, che nasce proprio noi, e andavo a sapere che Armungia è da dedicare a ricordare tutto questo, questa scuola smanna che Gesù ha fatto. Andavo. Emilio Lussu è un uomo, un eroe di tutta la nazione italiana, della Sardegna, fondatore del Partito Sardo, e Armungia, giustamente, che sa bida onde nasce Emilio Lussu, la voglio dedicare proprio un museo in treo che conta tutta la storia e la vita. In questo apposento vi è un Emilio Lussu anziano, già ai 70 anni, 5 anni prima del morri. Già ai 80. Già ai 80. E dunque in questo apposento vi ho fotografie, articoli dei giornali, comincia da Ici su conto della vita di Emilio Lussu. Sul museo comincia da Ici con queste fotografie. La fotografia è fatta in Sadomo Sua, Sadomo accanto a Emilio Lussu fu nasce sul 1890. E è un arregodo per i armungesi, ma per gente, per visitatori che abili sul museo. Questa fotografia che inizia a fatta? Questa fotografia è stata fatta da un fotografo castellaio, Franco Caruso. È stato invitato a Vidda in 1970 da Joyce, che tu conosceva da un vago di anni, diventa amigos, e Joyce ha deciso di invitare a venire a Armungia proprio per fotografare Emilio Lussu. Ora sai questa testimonia, questa ricordo. Finché se poi ti potevo dire che Emilio Lussu quando fu tornato in Sardegna post a capo della seconda guerra mondiale, io cominciavo a venire in meta vita, da nostra fu meta cappiao, però mancanta fotografia fatta negli anni 50, 60, dei sombida. E proprio per questo motivo Joyce ha deciso di invitare, di fotografare in Sadomo, in Prazza, e Zaparra poi commenti, insomma, una collezione meta importante di fotografie. Ma noi ci punti i giornali pure, noi abbiamo i giornali sardos, mi pare, di no? Signori, sì, c'è l'Avanti pure, insomma, sardi e non sardi. Nareuso che
In sul museo temos meda documentazione pure, non c'è fotografie, documenti, arregodo. In questo aposento c'è questa esposizione di articoli dei giornali dedicati all'Unione Sarda, Nuova Sardegna. E noi a su Ostau questo aposento dedicato a Emilio Lussu e la Brigata Sassari in sa prima guerra mondiale. Andavo a sapere che c'è noi a intro, Emilio Lussu alla grande guerra. E noi c'è tutto sul mondo dessa guerra manna, Emilio Lussu e la grande guerra. E ci nata da questi cartelloni. E dunque se noi ci funti fotografie, ritratti e tutte le illustrazioni del periodo della guerra. In noi abbiamo raccolto tutte le fotografie che raccontano questa storia della Brigata Sassari, di Emilio Lussu, nella prima guerra mondiale. Non è che è una storia molto importante, questa guerra che comincia da su percorso del politico vero. Fotografie che arrivano che uso pinnicao a fuori della Sardegna. Questa che è bella di vedere. Questa è meda bella. È una fotografia fatta a Bassano del Grappa, all'epoca di Ananta, Bassano Veneto. È Emilio Lussu con suo tenente Graziani. Impari a Issus sa madrina della Brigata Sassari, Teresa Nardini, che fu una femmina meda, capiata alla Brigata Sassari. Ma da noi si incomincia dai primi mesi di guerra del Carso, fino ai mesi della guerra nel Saltopiano di Asiago, fino ai ultimi mesi di guerra. Su percorso nareusu è meda capiau a su Ibru, su Vuru, un anno sull'altipiano. E su sceddau della SAI che sia da Lussu a raccontare, principalmente attraverso con testimonianze di su Ibru su. Chi avarra ancora oggi, in tempo nostro, uno dei libri più importanti. Sì. Assolutamente sì. Dunque, e invece a Susu, noi pure ci furono due sprani, questa domo bella e ci via. Questa fu di uomo della famiglia di sì, la famiglia del suo segretario Comunale, e fu di questa famiglia più ricca di Ida, una domo padronale. Una cosa bella, spanto, su comune dall'acquisire, ha deciso di realizzare, vai in noi, finché se possa bellezza di domus, importanza di domus, sul museo dedicato a Emilio Lussu, insomma, una domus umana, si presta a me, da una bella brazza e me da posentus. E se vieni sa brazza, mo' bella di aderos. E invece, avremo piano italiano. In cui abbiamo un'esposizione di fotografia dei primi anni della famiglia, cominciando dai anni di quando via PT con vita, fino agli ultimi anni. Andiamo a sapere come è. Andiamo. Sempre fotografie, sai noi, però in noi c'è una cosa di adesso di importo. Come si narra, con un uomo in mano c'è una femmina manna, poi Joyce Lussu è stata di adesso una grande femmina. Non è poco caso che ho deciso di dedicare questo museo a Emilio e a Joyce pure. Questo museo è dedicato a Tieduso, meda fotografia, racconta questa storia sua pure. A cominciare da questa fotografia, accanto a punti impari a Roma negli anni 50. Questo è l'aposento principale, soprattutto importante del suo museo, le biografie di Emilio e di Joyce, tutte e due, è un'esposizione di fotografie che racconta tutta la storia di Emilio Lussu, a cominciare dalla sua famiglia, quindi da quando via Petit con Bidda, la guerra ancora con la Brigata Sassari, la fondazione del suo partito Sardo di Azioni. Ma altri personaggi, eroi di guerra, poi ci sono fotografie che ritraendo c'è Efisio Melis, un altro antifascista che è stato ucciso dai fascisti. Efisio Melis è una delle figure mannas dell'antifascismo sardo, fu di me amico di Emilio Lussu. Le fotografie degli antifascisti che in Sardegna hanno combattuto il fascismo con Emilio Lussu, da steus allogadas ma fonti in esposizione pure. Quindi la storia di Emilio Lussu è un'occasione per raccontare questa storia più manna della Sardegna e dell'Italia pure. E gli anni che questi personaggi hanno combattuto sul fascismo, Emilio Lussu, insomma, il suo percorso continua
si vueda finché desse esilio, del suo movimento di giustizia e libertà, quando fu tornato in Italia, diventa un ministro. Insomma, è una storia che poteva è lunga quanto su 900. Certo. E Emilio Lussu è un uomo che ha contato meno su 900, poi tutto questo che ha fatto e poi questo che pensava a isso. Dunque si ha lasciato una eredità rimanna con i scritti, con il libro, con i fuetti, con le azioni e tutto che ha fatto. Prima, se si fu vedendo, vince l'importanza di imparare a usare queste cose. Emilio Lussu fu di me amico di Giovanni Lillio. Emilio Lussu cercava di stimolare Lillio a si impegnare per l'insegnamento di usare a nostra. Abbiamo in suo museo una varia fotografia pure molto bella, fatta in uno dei nuraggi del suo territorio nostro, di Emilio Lussu con Giovanni Lillio, quando Lussu da accompagnata a visitare i nuraggi pure di questa zona. Dunque, in questo museo c'è un apposentedo etichedo che vorrei definire museo multimediale, poi ci punti filmaus e tutto quanto, si poteva ascoltare contus e tutto quanto. Ma, come tornavo lui, Alberto, c'è un apposento dedicato tutto a Joyce Lussu. Sì. E dunque, sicuramente è una femmina che conta meta in sua vita di Emilio, ma poi tutto questo che ha fatto i 78, dunque dobbiamo voglio dire quest'altra cosa. Beh, noi ci punti tutto il apposento, su cosa dedicata ai libri che ha scritto Emilio e Joyce Lussu, c'è un altro apposento dove si contano le poesie, dunque un'altra anima del suo minimanno. Ma questa, come ti fai una rendi, è tutto questo apposento dedicato a sa vita di Joyce Lussu. Ita conta? Conta la storia sua, e noi pure abbiamo vindicato da fotografie di sua famiglia sua, dei nonni, suo babbo e sua mamma, issa con i frati. E è noi pure una storia che è raccontata a cominciare dai libri suoi, delle testimonianze sue. Issa tenia 3 lauree, io da studiare in Francia, a Lisbona. Dunque è una femmina che ha contato mera nel periodo dell'antifascismo, ma per la letteratura in generale. È una femmina che si è cogliata per la seconda volta. Si fu cogliata la prima volta negli anni 30 e ora via da una coia durata metà vago e ha vivuto parecchi anni in Africa. Ha conosciuto Emilio Lussu prima di muovere e di si cogliare. Quando rientra in Europa, torna da casa Emilio Lussu a Parigi e in cui incomincia questa grande storia di amore, ma finché come ti via stanno di tu, di unioni, di idea politica, certo, che condividevano quando combattivano contro il fascismo, sul nazifascismo durante la seconda guerra mondiale. E noi, finché come ti viene di dire, con testimonianza sua dei libri che ha scritto, e sapuro a raccontare un me da quel libro suo, la storia sua e di Emilio Lussu, ci causa fotografie e testimonianze di raccontare questa storia a mano. Questa è una prospettiva di Emilio Lussu. Tenia da 22 anni su Prospago, fu di nascere su Dogi, perciò insomma Emilio Lussu si è morto in su 75, issa in su 98, ponoso Viciochedo de Saida, in anni 90, in vita da voi stessi bidi, cenia meda, s'ultima otta fu venia vita in su Iran. È morta a capo del anno, del 98, pochi mesi prima di morire, ci fu venia per l'ultima otta. Joyce Lussu è 78, è entrata in questa storia manna dell'Italia e tutto del suo Novecento. Dunque è un onore manno a tenni questa relata con essa, è bello che la vita di Armungia da voglio dedicare tutto uno spazio c'è tipo issa, e dunque è bella questa cosa che hai fatto. Dunque la sua cooperativa, ma stava esiziere della sua cooperativa. Agora a Sardegna. Agora a Sardegna. Ita vai, traballai su tutto su questo polo museale. Sì, adesso la nostra è una cooperativa manna della gestione di altri musei, archivi, biblioteca pure, e in vita, insomma, si ha questa possibilità di fare meta progetti, poi mostre,
laboratori e attività, quindi non siete arricchire sempre i visitatori, ma fai altre attività pure. E quindi insomma, ponoso traballai di aici esti comunque importanti, si aiuta a me. Dunque devo dire, grazie Alberto. Grazie a tu, Ottavio. Questa bella cosa che si è scontato e salutavo soprattutto questo della cooperativa Cosa Tua e non si poserai questo attopio de oi, de cosa bella, e questo era un modo di dire troppo bello. Poi sta amico nostro Fernando Piso, che è un appassionato, uno studioso, una conca manna, che conosce mera cosa della cultura e della tradizione cosa nostra, ma mera della conoscenza che tiene questa poesia scritta a tavolino, questa poesia di improvvisazione. Dunque devo domandare si contai un sonetto e i 78 saranno chi da composto e i 78 sarà a contare questo sonetto che conta da un vago della vita di Emilio Lussu. Serrao su questa trasmissione con Issu, ma i sapere pure itta sapetta da sta gira che viene, si fa il precedente, sta gira che entra usa essi a Isili e in un altro luogo, in un museo che si conta su del Singiu, del Sarramini e tutte cose belle che c'è adesso in questa vita di Sarcidano. Se si fa il precedente, si viene su sta gira che viene. Sonetto del suo poeta orgoglioso Peppino Marotto, post morte di Emilio Lussu. In su 70 gimbe si è firmato di battere un coro generoso. Posti 30 anni che ha celebrato sa morte di un mostro tenebroso. Ufficiale de sas Alpes, valoroso, de suo soldato sardo stimato, 20 anni in esilio è bistato, in dura lotta, fiero, orgoglioso. Sospiccino precontana, e chi este quest'uomo illustre che è morto oe, che ha posto a lutto si stendardo? Los anzianos rispondono, è Lussu, scrittore, politico, eroe, difensore del suo popolo sardo. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22.